Se mi consente, non c'è solo il passante, il capolavoro è quello che abbiamo costruito intorno. Creare dal traffico una risorsa per il Veneto tramite l'istituzione della CAV è stato un capolavoro giuridico e amministrativo, un capolavoro di forza e di abilità. Un capolavoro lo definisce il presidente del Veneto Giancarlo Galan, supportato anche dai numeri: un meno 33% di traffico lungo la tangenziale di Mestre, meno 56,8% di mezzi pesanti e assieme un meno 41% di incidenti stradali, con 109.000 veicoli al giorno sul nodo di Mestre, ossia un più 21% rispetto al 2008. Questo è il quadro ad un anno dall'apertura del passante di Mestre, a cui sono seguite nel 2009 l'apertura del casello di Preganziol, l'apertura dello svincolo lungo la A27, il casello di Spinea a luglio, a gennaio 2010 lo svincolo lungo la A27 in direzione Belluno-Milano. Unica pecca registrata quel 1° agosto salito alla cronaca per le interminabili code che hanno fatto pensare per un attimo al peggio. Sì, il problema è che, e voi sapete tutti da cosa è dovuto, che da 3 corsie del passante più 2 della tangenziale di Mestre, in località Quarto d'Altino si imboccavano nella 4 che va a Trieste, che prevede solo dove ci sono solo 2 corsie. È quello l'imbuto, è quello il tappo di bottiglia, ma anche questo sta per essere stappato, sta per essere levato. Infatti i lavori per la terza corsia ormai sul tratto autostradale da Quarto d'Altino fino a Villesse Gorizia ormai, come dire, sono partiti, ci manca il pezzo centrale, ma anche lì come dire, basta vedere in giro, le promesse le manteniamo, i cantieri aperti e quindi nel giro di 4 anni verrà tolto anche questo ulteriore tappo. E per il futuro l'opera viaria veneta non si ferma, ma sono in arrivo i cantieri per l'apertura di 2 nuovi caselli, Martellago Scorzè e Dolo Pianiga, per migliorare l'accessibilità al sistema autostradale dalla Riviera del Brenta.